Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a San Donato, vicino a Lamon, siamo in provincia di Belluno, in Veneto quindi. L'escursione di oggi andrà verso la cascata del Salton, faremo una visita alla grotta dell'Acqua Nera e poi andremo in cerca del bus della Bella. Perché ridi? Restate sintonizzati su questi canali, ne vedrete delle ravanate. Buona visione! Siamo a San Donato, parcheggiato qua all'incrocio, un po' di gente, escursionisti e si parte. No, ma non abbiamo Per questa detto con strada. che auto siamo venuti. Ecco, naturalmente in mancanza del Duster abbiamo La il Carolina. abbiamo il C1, vero? E ce la facciamo. Il Ok? vintage ciunino della Jet. E riusciamo lo stesso a venire in Sempre, non si montagna. abbandona mai, aspetta alle ultime parole famose. Perché Andiamo? il Duster è ancora dead. Partiamo. Per adesso stiamo seguendo qua la stradina che va giù da dove abbiamo parcheggiato, ma secondo me via per di là c'era un sentiero da qualche parte. Forse lì? No, era un po' più in là. E casomai lo facciamo tornando indietro. Lo cerchiamo. Magari neanche esiste. Oggi escursione al contrario perché siamo partiti da 850 metri di altitudine, adesso andiamo in giù di 300 metri, quindi all'andata è tutta in discesa e al ritorno sarà tutta in salita. Con la pancia piena. Ci sarà da ridere o da sarà. piangere. Dai, comunque carini È qua, carino qua. qua a San Donato, bellissimo. Stupendo. Belle ortense. Questi borghi. Sono Venesi qua, quella mi piace. Ecco, la strutturale è grande, però si può fare. Abbiamo anche il parcheggio qua, guarda che bello. Ragazzi giovani e via. Poi qua il sentiero, no? Sì. Aspetta, Lamon Grand Tour, aspetta. Ah, ecco, questo qua, sai dove andiamo a finire? Dove eravamo là con i paesi abbandonati, secondo me. A Fumegai? No, a Ah, Bellotti. Pugnai, Bellotti. Sì, secondo me qua ci si arriva. Insomma, qua cosa dice? Via storica San Donato. Ma quindi non andiamo giù di qua? No. Ah, ok. Però è bello wide questo. Sì. Vediamo se c'è acqua. Sembra gocciolare. E c'è anche l'acqua. Yes. Acqua c'è. Cioè, Andiamo giù di qua. Allora qui contro luce non so se si vede. si vede un piffero. Niente, comunque c'è cascata del Salton e grotta dell'Acqua Nera. Invece grotta bus della Bella non andiamo. Perché? Ma non so. Non ti sta simpatica? No, dopo vediamo tornando su. Secondo me invece il nome è interessante. Sì? E da qui per terra possiamo vedere anche senza saperlo che è una vecchia via romana. La si nota subito, anche perché è ancora qui. Allora arriviamo da là e qui in questo tornantino vediamo uno spiazzetto e qua c'è scritto Bus della Bella, giù di qua. E vediamo se dopo andarci quando torniamo indietro. Dai, ok, io ci andrei subito. Adesso bisogna tirare fuori i bastoncini, sono Ma da quanta solo. strada c'è? Io guardato. Un po'. In senso vai giù, poi torni su, un po' di centinaia di metri di dislivello. Allora, ho appena guardato la cartina e secondo me si può fare al ritorno perché sotto abbiamo visto che c'è un tratteggio, un'altra stradina per fare tipo un anellino sotto, basso e poi saliamo lì per il posto che vi ho appena fatto vedere. Poi per adesso proseguiamo verso la cascata del Salton. Sempre per questa strada. Easy way. Sentiero in discesa abbastanza piacevole perché non c'è neanche tanto sole, abbastanza ombrato, spesso ripido. Comunque abbiamo guardato il sentiero che c'era accanto e no, si può non fare tranquillamente perché era
molto vegetato, bello erbato alto, pieno di ortiche e quindi insomma, si va giù bene per questa stradella. Allora arriviamo qui alla Contrada Molin, naturalmente un sacco di cartelli di crollo, attenzione. C'è tutto bello, l'erba bella tagliata. Già trovato un punto di sosta. C'è scritto che la puoi usare nel rispetto. Nel rispetto, questa struttura è privata. Possono però utilizzarla per una sosta tutti coloro che apprezzano questi luoghi, a patto che siano Quanti ne persone abbiamo oggi? rispettose ed educate. 27. Oggi 27 luglio, col bene che ti voglio. No, questa non scrive. Ma ce n'è un'altra qui. Tirati fuori. Testing. Occhio, occhio, che qua c'è scritto sentiero per escursionisti esperti. Nuovo cartaglio cascata del Salton. Perché è scivoloso Pericolo più che altro? piene. Abbiamo i bastoni volendo, già sai. Giungla. Ma dove si va? Di qua o di Adesso là? destra o sinistra? E c'è la grotta della pipì. Grotta della pipì. Grotta della pipì. La gente va a vedere quell'acquetta lì, secondo me. Comunque il sentiero di là. Ci siamo armati di bastoncini, visto che è bello ripido, vero? C'è anche un ponticello, amore. C'è anche un ponticello. Bol santo. Guarda che Questo qua paradiso. alimentava 3 mulini e una segheria. Che figata. Attenzione, qua c'è un alberello. Passiamo sotto. Proseguiamo. Gente che la prende per il culo, lei ha detto non sapevo c'era il ponte, non volevo venire se no. Ah sì? Sì. Adesso andiamo a vedere. Guarda qua un po' di me. Bar Rumorino. È assordante qua. È Sì. bellissima qua la situazione. Dovrei fare qualche foto. Com'è il sito, amore? Parla, ti si sente? Mi fa paura! Vai, vai! Dog sitter. Allora, stiamo aiutando qua i signori a scendere. Avete tenuto il cagnetto? Il primo pezzetto lì è bello difficoltoso, un po' scivoloso. Dopo questo pezzo stupendo, È scivoloso! è scivoloso, tutto è scivoloso qua. E qua luogo magico, adesso continuiamo a scendere. Mamma mia che wild! Vero? Un baglio verde? Diciamo che non è un sentiero da scarpe col tacco. Altro ponticello in arrivo, in vista.
Questo ponte che serviva per il collegamento con la centralina del Salton del 1940 è molto mal messo. Attraversatelo con precauzione, uno alla volta, cercando di appoggiare i piedi sulle corde metalliche laterali. Soprattutto sulla prima parte. In che senso? Senso, non sta a cascare, Taita. Che corde metalliche, scusa? Ah, qua, ok. È ballerino! Tanto ballerino! Bello scodoso! Sì, amore, guarda gli Senta. alberi, che meraviglia, con tutto il muschio! Bel ponticello, Sembra una roba primordiale. primordiale. Guarda che roba! Adesso c'è tanta luce ombra però, quindi... Ma guardate che sentiero, che roba! Ish. Tutto il muschio sugli alberi che li rende stranissimi. Tanto non si sentirà niente di quello che dico. Vai Stupendo. Mowgli! Dove vado? Mi arrampico. Primordiale. Questo tratto, adesso qua siamo sempre accanto al torrente ed sembra proprio di essere nella giungla Sì, più che foresta. avete visto Money Road? Abbiamo la stessa schiscetta. Stai facendo spoiler sul cibo? Sì, perché non è niente di entusiasmante. Ah! Ehi, mi stai uccidendo col bastone! Ma non hai visto che infangata che mi sono dato? Top. Fortuna abbiamo il cambio, voilà. È fangata quella situazione. Ma che è? Aiuto. Sembra un ponte come gli altri, quindi un po' ballerino. Ponte tibetano, attraversare con attenzione. Ponte delle Rode. Hop! Minchia! Vai. Comunque qui abbiamo visto questa freccia gialla qui e questa qui che è meglio fare così visto che gira. Dobbiamo andare su di qua. E manca poco. Manca poco, che ce va? Agganciamo sempre nello zaino perché Vediamo possono sempre che qua c'è servire. un bivio che a destra da quella parte si va alla grotta dell'Acqua Nera e il Saltone invece da questa parte. Già devo andare prima. Di qua? E andiamo prima alla cascata. Vai. Arriviamo che poi in pizza fondo qua? con una luce spaventosa, fortissima, e c'è tutta questa pietra che riflette il sole, cambia completamente lo scenario vicino alla cascata. Naturalmente anche la temperatura è aumentata a dismisura. Finalmente un pezzettino all'ombra. Guardate qua l'acqua, sempre al nostro fianco, stupenda. Chi si immaginava un sentiero del genere? Ma infatti, Veramente stupendo. Vai su, segui i ragazzi qua. Sì. Giovani. Sento rumore. Oh! wow! Ah! Che roba è? Wow! No! Che bestiale! Allora, ha fatto fatica, ma la foto si fa. Bestiale.
Vabbè, stupenda! Amore, figo. Che grossa, vero? Che spettacolo! Che poi Guarda qua quanta acqua! è tutto un grandangolo, quindi lo vedete normale, ma è immensa. E c'è anche una cordina lì per calarsi giù e farsi la foto da influencer. Adesso già dirà che Sì, è ma anche pericoloso cadini fra. e dopo vorrà andarci, sapete. Che Io fa? sì che voglio andare. Ok, tipo prima. Sì. Vediamo se muore. Se Andiamo muore avanti stiamo tipo qua. prima. Se non muore, però su è molto bagnata la situazione. Sì. Che roba. Che spettacolo! Guarda com'è impetuosa e forte. Guarda che cadini che fa lì. Sì. Adesso inquadriamo. Cioè, vedete le persone piccole che sono? È gigante. Poi dopo lì. Poi fa tutto un arcobaleno, guarda col sole. Che ce n'è anche da di là sopra che cade, ma che roba. Siamo scesi dal cordino, non ho ripreso perché è già stato difficoltoso così. Adesso siamo sotto la cascata, ci godiamo un po', ci siamo delle 3 fotine. Ma che roba! Spettacolo assurdo. È che è tutto bagnatino. È una doccia continua. Giornata splendida. Abbiamo un ospite qua, Nick the Brave. Ah. Ciao ragazzi. E qua il microfonino, guarda come sente. 1000 anni che ci scriviamo, Sì, infatti. avevamo 1000 maniere per trovarci, mai al mondo. E invece sotto la cascata. Ci troviamo qua per caso, ma nello stesso momento anche, non nella stessa giornata. È assurdo, E questa è la figata, cioè che probabilità c'era? impossibile. Infatti. Che mi raccomando, vi metto il link del suo canale YouTube che ha appena iniziato a fare i video spettacolari, cioè meglio di quasi tutti quelli che guardo, quindi Ha detto quasi tutti perché ha paura di ritorsioni. sì, insomma dai, 1 o 2 no. Mi raccomando, super. Ciao ragazzi. Abbiamo fatto un po' di fotine, un po' di incontri, di saluti Siamo completamente fradici, e quindi torniamo su, se ce la faccio. cioè facciamo amore occhio al microfono Sì. e torniamo su e andiamo in cerca un posto dove mangiare E andiamo anche in cerca della grotta. e della grotta dell'acqua nera. Andiamo. Riesci a riprendere l'acqua? Certo. Tornando indietro siamo andati in cerca di questa grotta dell'acqua nera, siamo arrivati, c'è la grotta, adesso andiamo in cerca dell'acqua, no? Ma secondo me dentro non c'è l'acqua. Come non c'è l'acqua? Se no cosa si chiama così a fare? Non lo so, aspetta. Anche quello che è da sole mi sa che non ci vedo. Sembra un po' l'Under scuro, quelle robe lì. Andiamo. Allora, c'è scritto Grotta delle acque nere. Ecco, qua c'è un cartello. Il nome forse deriva dal fatto che all'esterno l'acqua di deflusso scorre su un fondo di muschio scuro. Ah, Per anni la presenza di questo torrente sotterraneo ha creato molti interrogativi sulla sua provenienza. vado a speleologi. Che roba. Esplorazioni. Amore, che è una figata qua. Oh, Ah, qua l'uomo primitivo soggiornava, secondo me. Non abbiamo neanche una torcia. molto strana. Guarda quei bucoli, che strano. Eh, C'è l'acqua. Forse là. Senti che se la sento. allora abbiamo prestato la torcia qua a Nick, che adesso va a esplorare. Esperto di speleologia. Ah, che contenuti qua, eccezionali. Sotto c'è tipo una spiazzetta,
E si arriva con la porta, è abbastanza fattibile in realtà. Ci fidiamo. Sentiero. Sì, ma lui la fa facile. C'è un sentiero. Volete io, sentiero, Io verrei a vederla. cioè non è, spaventa un po', ma in realtà è abbastanza tranquillo. Allora, siamo scesi, abbiamo visto che là c'è l'acqua e basta. Adesso un bagnetto tutti assieme. Già è restata là sopra. Salve. Già è restata là. Qui c'è tutta bella sabbia e la corda per scendere. Ah, che robetta. Vuoi scendere di più? Beh, io Prova, che ti aspettiamo qua. sono la cavia di questa spedizione. Fabio, mi sembri Giacobbo quando scende nella piramide di Giza, sai vero? Sì, sì, Proviamo. vai, vai. C'è freddissimo qua. È umido. E adesso intanto illumino. Allora, qui è un po' più difficile più che altro perché la corda si alta. Però questa qua, Nicola, ci arrivava fin lì, Sì, però vedete che questo è più difficile perché la corda ti stacca da terra, cioè ti... Eccoci arrivati, grazie all'aiuto qua di Nick, e siamo arrivati a vedere l'acqua, in questa grotta dell'acqua nera. È nera, ma non c'è luce. Dai. E c'è anche la corda che va sotto, quindi secondo me c'è qualcuno che da sommozzatore va giù. Sì, ecco, guarda, guarda il riflesso. No, il riflesso del sopra. Sì. Così è il riflesso, così no. Guarda qui, cos'è questo? Boh, torniamo indietro. Qui fuori la Il grotta. cavo c'è ancora. Cosa? C'è ancora tutto il cavo. Qui fuori dalla grotta troviamo anche la vecchia teleferica che andava ad acqua. Che Alimentata forte. dalla cascata del Salton. Che Portava storia. su ovviamente calce, legna, quello che c'era bisogno, fieno. Realizzata da Isidoro Piasente, non so chi sia, però è figa sta storia. Ecco qua. Che storia. C'è ancora Che il roba. cavo. Infatti vedete che sotto c'è Una proprio ruota. il C'è ancora il ingranaggio fieno lì. apposta per far passare l'acqua. E anche sopra. Bomba. E adesso qui abbiamo trovato un buchetto qua. Abbiamo trovato una stanzina qui giusta per pranzare. Già è già arrivata lì, non so come abbia fatto, Sporcandosi. sporcandosi, ma quello l'aveva già fatto anche prima. Andiamo giù, facciamo pausa pranzo. Eccoci arrivati. Questo è il diruppo, ma mi sa che ci si arrivava anche da lì. E adesso pranziamo. Pranzino perché ho fame. Oggi la cucina propone già. Poi la schiscetta già fatta. Schiscetta già fatta di Vediamo. riso, olive, ceci, lenticchie e olio d'oliva. Ciao, perché ieri sera non ho più voglia di fare niente. Una grazia, vero? Una grazia, ragazzi. Buon appetito. Però non le posate, se me ne dai. Sì, buon appetito. Buon appetito. Dopo questo pranzetto in grotta, anche se c'è molto buiato, ecco, un po' così meglio. E avevamo solo la schiscettina, poi abbiamo due biscottini insomma da mangiare. Abbiamo preparato un po' al volo ieri sera il pranzo. E sono le escursioni migliori perché non ti aspetti niente, invece un sacco di cose belle. Questa volta che non volevo riprenderti, hai parlato, ti andava bene? Che mi dici sempre di non riprenderti quando mangiamo. Non sto mangiando! Abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, le immondizia adesso ce le portiamo a casa, anche se non ce ne sono perché la schiscetta che abbiamo portato e abbiamo rimessa via, non abbiamo fatto nessuna immondizia oggi, pensa, quindi
top ambientale. E adesso torniamo indietro, vediamo se si può fare un altro giretto tipo d'anello. Ho visto qualcosa prima in cartina che vi avevo raccontato, ma non so bene dov'è perché non l'ho visto venendo in su. Quindi adesso tornando giù diamo un occhio e adesso cominciamo a scendere o a salire. Sì, perché siamo scesi fino adesso, cominciamo a salire adesso. Che gioia! Che gioia! Ecco qui che saliamo, non è affatto semplice e questo è un bel ponte tibetano che si affronta con cautela perché è molto dondolante. Prima ci sono saltata sopra, stavo morendo. Molto bello, Pensavo si muovesse. stupendo, e poi qua si salta Tutto oggi che faccio cazzate. e aspettiamo già adesso. Ecco già che arriva. Prestare sempre attenzione anche perché dopo qua c'è un buco. Op, Là. bravissima. Mi ha messo un punto lì. Oh signore, la vita. Che figata sto sentiero. Allora non vi dico dove siamo andati fuori sentiero e abbiamo trovato un altro bel posticino. Ah, c'è una cascata! Sì sì, gli esploratori trovano sempre qualcosa. Ah? Wow! Oh no! Oh no! Boia! Doppia! Super! Lì sotto c'è la cascatella nascosta, si stava giusti. Come siamo risaliti Uffa! a 10-12 gradi in più. Mamma mia! Calduccio, anche perché qui siamo a 650 di altitudine, fine luglio, Non proprio fresco. non proprio fresco. E Più siamo senza l'energia della moka. senza caffè. E adesso non vi ho fatto vedere, ma scendendo abbiamo visto un signore che tagliava l'erba e non ci ha salutato. Infatti mi raccomando, comportatevi bene se venite da queste parti perché i locals sono già stufi. Ci sono cartelli ovunque con scritto non fate i vostri bisogni nella mia legnaia, proprietà Addirittura. privata, FUS, Fus! Frusta di Smenona. alto Iacchi va là. Quindi insomma comportatevi a modo. E allora adesso passando per il suo giardino, visto che succede, che- ci sarebbe un sentierino che arriva all'altra cascata, non sappiamo se c'è, bisogna andare a esplorare insomma. E che si passa per il giardino del Signore, quindi non so, Non è collaborativo. vediamo quanto è. Mari sta facendo un sonnellino e passiamo quatti. Sì. E pensate che in cartina c'è il simbolo dell'acqua ed è dentro il suo giardino, quindi non so. Felicione. Aspetta che immergo dentro. Allora il signore ha scritto proprietà privata ovunque, però il passaggio in cartina c'è e siamo passati. E non dovrebbe dirci niente, nel senso non devi
sforare dal passaggio, ma qua c'è l'acqua, questa. Fatto il bagnetto. Non abbiamo fatto né rumore né niente, siamo passati noi, giusto? Adesso proviamo. Proviamo a passare per qua allora? Sì. Andiamo. Il sentiero è esattamente qua. Mi ignora quel gatto. Vedete? Non mi vado di striscio. Per di qua. Ti ho detto io che c'è una nuvola nera. È anche più ombreggiato e non asfaltato. E non frequentato. È assolutamente non frequentato, visto che il Signore ha messo un sacco di dissuasori al passaggio, vero? Ma noi siamo molesti. No, noi siamo rispettosi, non molesti. Nel senso che se era da tagliare per qua, venivo. Andare su, fare tutta salita su asfalto, per tornare giù e poi ritornare indietro, non era così invitante, ecco. Diciamo invitante. Ma dove siamo qua? Ho sentito un clacson. Come qua il sentiero scende, quindi poi dopo dovremmo risalire tre ri. Comunque là sotto c'è anche della vita e continuiamo a scendere. Siamo arrivati da là, adesso qui c'è un bivio, noi continuiamo a scendere per sta cascata eccetera, e invece dopo, quando dobbiamo tornare indietro, andiamo su per di qua, bella ripida questa. Io ho intenzione di farmi un bagnetto, andiamo. Andiamo. Prosegui già. Com'è che si chiama questo? Non mi ricordo più. Non ci ricordiamo mai il nome. E sotto te vedo, ma non c'entra niente, ha sbagliato. Bus della Sora. Bus di qualcosa. Dopo neanche un minuto troviamo anche un cartello, quindi non mi sto inventando niente. C'è scritto Bus della Bella. Bus della Bella. Oh là. Oh là. Dai, esci, scendi, non lo so. Proviamo. Beh, ovvio c'è del caldo, te lo dico. Nel caldo. Ciao amore, sarà una discesa mortale, lo sai? Sì. Siamo scesi da qua. E come vedete si è trasformato in un sentierino attrezzato. Sì, anche parecchio smerdato, scusatemi. Capo, dobbiamo farla tornare indietro? Ho già male dappertutto. Allora, documentiamo un po', perché si arriva a un punto che non si capisce più dove andare. E adesso io sono sceso un po' fin qua e ho visto che Porca boia! insomma là sotto c'è un cartello. E quindi adesso ho detto già vieni. È che il sentiero è un po' erbato, vegetato. Non Un po' sembra abbandonato. sembra che ci sia nessuno. Ma allora, poteva essere una giornata normale? No! No! Si sta facendo tardi, sentiamo dei tuoni E beh, è perfetto film horror. e quindi insomma stiamo provando a scendere lo stesso. Ma porca della sultana. Allora, Dopo non mi credete. allora, Il cartello c'è, il cartello non è casalingo, sembra vero? vero, Però il sentiero è insomma. è parecchio wide. No, sono già sudata. Sì, sì. Beh, proviamo altri 5 minuti, Dai, poi vai. casomai torniamo indietro. Contro ogni previsione arriviamo veramente da qualche parte. Diciamo che il sentiero non è dei migliori che abbiamo mai fatto. Oh, È tipo unofficial. Però, amore, sono lieto di annunciarti che questa caverna è la caverna dell'orso. bene, Orso delle caverne c'è scritto. orso delle caverne. Sì, Spero non sia in casa. Ecco, schifo la bella. sì, No, sì, sì.
No, ti ma fa venire fin qui quell'inganno La della cascata è lì davanti. Ah, ok. C'è, qua c'è orso di caverna. Oh, porca della Ma puttana. un'altra caverna andare dentro? Non No, so, che mina basta. Nick, mia mina continua. Ecco, Oh madonna, ma è enorme. e anche tutti i cartelli informativi. Ah, ma sono dei fossili. Sa, hanno fatto dei ritrovamenti di orso delle caverne. Andiamo a vedere la cascata? Sono perplessa. Ma vado in cerca io intanto. Mi fa paura sta roba. Ovunque. Ecco, c'è un ultimo cordino da andare su a vedere cosa c'è. Pochi metri e già deciso di andare. No, Io- già ha deciso un ca. Io avrei guardato la cascata da sotto, ma adesso proviamo senza zaino e dopo torniamo a casa, basta. Ok, siamo venuti su da qui, cordino. Oh! Beh, dai, Dai. dai, oh dai, bella! Abbastanza carina, no? Dai, vale la pena, sì. Poi visto che viene nessuno, Poi adesso attraversiamo sul tronco vabbè, mi pare il minimo. Sì, poi il sentiero continua. e andiamo in... Ecco. Oggi escursione carica di punti di interesse, più finita, cioè è notte ormai, non andiamo più a casa. Alle 4:30 ormai. No, è 3. Sì, mogollo in da casa. Ok, comunque anche qui stupendo, Bello. bellissimo. Adesso Non molto Cascatella. balneabile. no, poi un po' viscidume, tutto verdino. Allora adesso dobbiamo rifare tutta la salitona fino alla macchina. In tre. Merendina prima, torniamo allo zaino intanto. Ok. Torniamo allo zaino perché quella discesa lì ci sarà da pettinare un po' di animali e poi Mm. e anche questa l'abbiamo fatta. Posto? Sì. Sei soddisfatta? Mm. Adesso se c'è il teletrasporto alla macchina, Sono pezzi. pian pianino siamo tornati su, questo era il punto critico perché noi siamo scesi di qui. Come vedete c'è il cordino, non so se si vede, c'è il cordino che però prosegue di qua e c'è il sentiero e va da un'altra parte. Invece senza cartelli È Bisogna- meno invitante? è meno invitante perché non sembra un sentiero. È giù di qua che bisogna andare per il bus della Bella, dell'orso praticamente, Ah sì, se qualcuno interessa, la tana dell'orso. sono le impronte dell'orso, i resti fossili dell'orso. Orso Delle caverne. delle caverne. Rieccoci qua all'incrocio che avevamo preannunciato prima, quindi adesso dal bus della Bella era di là e andiamo su per qua. E ci ricongiungiamo con la strada di questa mattina. Su sì. E dopo sto bel sentirone praticamente verticale, sembra di essere usciti dagli inferi. È vero che questo più si può dire stronzo nell'ultimo metro. Voglio morire qui. Vieni, dammi mano. Ah, non c'è. Niente mano, no mano, non da mano. E qui siamo per la strada. Maria Vergine. Ah, non so, però si perdia, vero? Un po' meglio. Allora, sto andando a San Donato, è un'altra salitina. Grazie. Come se avessi accettato. Guardate il meteo solo dietro, Che che pettinata. robetta. Dai che andiamo alla macchina. Bene. Ah? Sembrava di non arrivare mai. Sì. No, sinceramente siamo arrivati prima delle mie previsioni di morte. Ma adesso abbiamo tutta questa stradina qua a fare in salita di asfaltino. Siamo tornati alla strada romana qua.
Visto che torna a morire, non so neanche se arriviamo in macchina prima della pioggia. Quella. Allora abbiamo fatto 550 metri di dislivello, che devono essere 300 perché dopo abbiamo fatto i furbi, e 6 ore e 40, compreso tutto naturalmente. Come premio dovete sicuramente mettere like a questo video, condividerlo con tutti i vostri amichetti di montagna e dire anche che io torna in montagna, non si sa se arrivi in macchina, però insomma Non so se arrivo alla macchina. vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima escursione. Attenzione che la traccia GPS non gli ha perso il segnale tante volte tra grotte eccetera, quindi sarà a zigzag. Infatti non vi ho detto i chilometri, mi segna 11, ma non credo siano 11. Saluta già. Oddio. Sotto la macchina abbiamo trovato il bastone che abbiamo prestato alla signora di questa mattina. Mi ha detto un bastone, ha detto dove c'è C1 mettila sotto. Amore, c'è il bastone, super.